Ben ritrovati, tante e diverse le notizie all'interno del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. La prima di Occhiuto all'agroalimentare di Lamezia, un bagno di folla, il progetto politico La Svolta Buona per la Calabria fa il pieno di entusiasmo, il sindaco partiamo oggi ma non chiudiamo a nessuno. Regione, Comune e Soprintendenza mettono insieme 61 milioni per la valorizzazione dell'antica Croton. L'avviso di garanzia ricevuto dai segretari regionali dei sindacati per la protesta di Lamezia non ferma la lotta in favore dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, avanti con maggiore determinazione. Si è costituito in questura l'autore dell'aggressione che avrebbe determinato la morte del costruttore avvenuta ieri a Vibo. Uno psicologo responsabile del consultorio familiare di Laureana Di Borrello è accusato di violenza sessuale ai danni di 3 minori. Opera di umanizzazione e di abbellimento per l'ingresso dell'ospedale Annunziata di Cosenza, arte, giornali e parrucchiere. Il Cosenza domani a Padova in cerca dei punti per centrare l'obiettivo salvezza. Il vice di Braia, Occhiuzzi, parla di una gara difficilissima, la più tosta della stagione. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano la politica con la convention di Lamezia Terme, nel corso della quale Mario Occhiuto ha ufficializzato la sua candidatura alle regionali. Già pronte 9 liste, le parole di Occhiuto. Partiamo oggi ma non chiudiamo a nessuno. Alla Regione Calabria ha aggiunto: c'è tanto da fare, vediamo. Una platea di oltre 4.000 persone ha partecipato nel centro agroalimentare di Lamezia Terme alla convention di presentazione della candidatura di Mario Occhiuto a governatore della Calabria. La svolta buona, l'invito rivolto attraverso i social a tutti i calabresi, è riuscito ad intercettare l'entusiasmo di migliaia di persone. Nel suo lungo e molto applaudito intervento, Occhiuto ha presentato per la prima volta la sua nuova proposta di rigenerazione e mutazione della Calabria. Abbiamo iniziato oggi un percorso impegnativo, molto importante, perché ci vede impegnati in prima linea su un progetto di mutazione, di rigenerazione di questa nostra terra straordinaria, bellissima, e che però è negli ultimi posti di ogni graduatoria. Noi intendiamo iniziare con un approccio diverso, con un'azione proprio mirata alla valorizzazione dei territori, perché valorizzando i territori valorizziamo anche la vita delle persone che vivono in quei territori, quindi produciamo ricchezza, produciamo occupazione, soprattutto per i giovani che oggi sono costretti ad andare via. Io penso che c'è una strada, che è quella di una svolta, che è soprattutto una svolta ecologica, è una svolta che deve considerare le nuove tecnologie, il digitale, è una svolta che deve anche rivolgersi ad un'economia della conoscenza, e dobbiamo declinare questa svolta con un'azione di sistema in tutte le derivazioni possibili. Basta con la Calabria ultima. La Calabria deve diventare il perno del Mediterraneo, la Calabria è una regione tra le più ricche di risorse e anche di capitale umano e sociale, abbiamo tutto per poter cambiare, non dobbiamo elemosinare nulla a nessuno. Cioè noi dobbiamo credere in noi stessi, Calabria che produce Calabria. Alla convention sono intervenuti tutti gli esponenti calabresi di Forza Italia, a partire dal sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, che ha introdotto i lavori, e i rappresentanti delle prime liste civiche che hanno già aderito alla candidatura di Mario Occhiuto. Da oggi si apre ufficialmente la fase del dialogo e di discussione con i partiti della coalizione, con le categorie sociali e i singoli cittadini, che potranno partecipare attivamente da protagonisti e dar vita a liste civiche. Mario Occhiuto inoltre avvierà un percorso di confronto e di ascolto in tutti i territori calabresi per costruire progetti diversi e condivisi, modulati sulla base delle esigenze dei cittadini, degli amministratori e dei sindaci. E così Occhiuto ha deciso di mettere davanti i fatti, indipendentemente da tutto. Il sindaco di Cosenza lancia la sfida, consapevole di avere dalla sua capacità e forza, come testimonia la crescita esponenziale di una città condannata al declino, con alle spalle esperienze amministrative non compiute.
Il sindaco di Cosenza sente le ambizioni di una Calabria che da troppi anni vive di promesse e illusioni, prigioniera nel gioco dei partiti, dei veti incrociati e della sudditanza romana. E la fa sua, l'incarna ed è certo di rappresentarla. Ha scelto di metterci la faccia in un momento complicato per la vita del paese, senza se e senza ma. Ha valutato, analizzato e deciso sulla base di un percorso che immagina essere virtuoso e cazzuto, pieno di cose da fare, di impegni da mantenere, di decisioni da assumere, di innovazioni da apportare. Sa molto bene che la Calabria è terra gonfia di contraddizioni, ma anche di opportunità mai compiutamente esplorate. Occhiuto lascia che sia il già fatto a riempire il paniere del possibile e confida nel piglio decisionista attraverso il quale ha costruito ciò che ad altri non è riuscito. È un'idea di governo nuova quella che il primo cittadino di Cosenza mette nelle mani della Calabria, fuori dagli schemi consolidati di una politica paludosa dominata dagli esasperati e penalizzanti equilibrismi. La prima di oggi alla Lamezia è l'inizio di un percorso lungo, complesso, ma anche affascinante e coinvolgente. L'incipit di un nuovo capitolo. Insomma, è una sfida che Occhiuto sintetizza in uno slogan, la svolta buona, e a giudicare dalle presenze che oggi hanno affollato il centro agroalimentare di Lamezia che ha ospitato l'esordio, è una svolta condivisa da molti. E c'è un'altra iniziativa che coinvolge Regione, Comune e Soprintendenza che mettono insieme 61 milioni per la valorizzazione dell'antica Croton. Vediamo. L'antica Croton rivedrà finalmente la luce, dopo anni di oblio, polemiche e occasioni perse. Finalmente ci sono le risorse, un progetto e il via libera alla realizzazione di un programma che, come è stato detto in conferenza stampa, non è solo una grande campagna di scavi, ma un progetto di rigenerazione urbana impiantata sulle fondamenta della città magnogreca. Sarà un progetto che dovrà entrare nelle case di tutti per capire, per dar modo a tutti di apprezzare e recuperare le proprie origini, per poter recuperare quello che è stato l'antica Croton, quello che sono stati i fasti dell'antica Croton e risollevare le sorti di questa città. Le firme di Comune, Regione e Ministero dei Beni Culturali hanno sbloccato un progetto per il quale sono stanziati 61.700.000 euro che serviranno a valorizzare l'antica Croton e il sistema ambientale, turistico e culturale da Crotone a Capocolonna. Voglio ricordare che l'antica Croton è un progetto che è abbastanza datato perché era stato dimenticato nei cassetti della istituzione regionale ormai da parecchi anni e nessuno più credeva che si potesse realizzare, e invece finalmente grazie al contributo personale del Presidente Mario Oliverio abbiamo firmato tutte le convenzioni e dunque non ci resta che partire. Mario Oliverio ha tenuto a precisare che si tratta dell'avvio della fase operativa e che lo sforzo messo in atto dovrà essere improntato alla massima legalità, senza la quale la Calabria non avrà futuro. Parte un percorso importante, anzi è già partito. Noi non a caso abbiamo voluto finanziare questo progetto, abbiamo voluto farlo partire questo progetto. C'è un rapporto sinergico tra la Regione, il Comune e la Soprintendenza che abbiamo messo intorno a un tavolo perché fossero definiti gli interventi, sono stati articolati, si è stabilito chi deve fare cosa, ognuno ha una funzione e un compito e adesso si è nella fase realizzativa. Vi abbiamo parlato ieri nel corso delle edizioni serali del nostro TG dell'avviso di garanzia recapitato ai segretari calabresi di CGIL, CISL e GUIL per la protesta degli ex lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità che lo scorso dicembre occuparono i binari della stazione di Lamezia Terme. Oggi i sindacati in una nota congiunta esprimono fiducia nel lavoro della magistratura, ma l'avviso di garanzia non ferma la lotta in favore degli LSU e delle più. Vediamo. Dopo la notizia dell'avviso di garanzia recapitato ai segretari regionali calabresi di CGIL, CISL, GUIL, arriva alla replica dei sindacati. La vicenda, lo ricordiamo, riguarda la manifestazione degli ex LSU e delle più che nel dicembre scorso occuparono i binari della stazione di Lamezia Terme per protestare contro la mancata adozione di provvedimenti per la loro stabilizzazione. Ebbene, in base al decreto del governo che introduce nuove norme sulla sicurezza, tra cui anche il reato di blocco stradale che comprende l'ostruzione o l'ingombro dei binari, i vertici calabresi
calabresi di CGIL Ciselguilla hanno ricevuto dalla Procura di Lamezia Terme la notifica degli avvisi di garanzia per conclusione delle indagini. Angelo Sposato, Tonino Russo e Santo Biondo, in una nota congiunta, sottolineano che continueranno a sostenere la vertenza dei lavoratori ex LSU e delle più, che grazie all'impegno dei sindacati e alla sensibilità della deputazione calabrese riuscirono ad ottenere una proroga del governo che scade a fine ottobre 2019, evitando così di rimanere senza lavoro. I vertici della Triplice, inoltre convinti del corretto operato a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori della Calabria, esprimono fiducia nel lavoro della magistratura. Intanto invitano il governo nazionale, il Consiglio dei Ministri che si riunirà in Calabria il 18 aprile prossimo e il governo regionale a mettere in campo tutte le misure necessarie per risolvere definitivamente l'annosa questione, con la stabilizzazione definitiva dei lavoratori, anche, dicono, per evitare inutili esasperazioni in vista della scadenza di ottobre. Come di consueto all'interno dei nostri TG, la pagina politica. Il Premier Conte insiste nel dare forza e vigore alla riunione del Consiglio dei Ministri in programma giovedì prossimo a Gioia Tauro. È la prima volta che accade, ha detto, e sta a dimostrare la concreta vicinanza del governo ad una regione nella quale persistono situazioni non più sostenibili. Il mio impegno, ha detto ancora, è rivolto al riscatto del Mezzogiorno. Sempre in occasione della riunione del Consiglio a Gioia, è molto probabile che il Ministro della Salute renderà ufficiale il decreto speciale preparato appositamente, sono parole sue, per superare le forti criticità che attanagliano la sanità calabrese. Sarà interessante vedere ciò che accadrà nel corso della riunione, quali saranno le iniziative che il governo intenderà assumere in favore della Calabria. Vedremo se ciò che ha ripetuto il Premier Conte e ribadito sia dalla Grillo che da Toninelli troveranno puntuale applicazione. Perché è chiaro che non può bastare la riunione del Consiglio dei Ministri a Gioia per testimoniare attenzione nei confronti della Calabria. Certo, magari può essere un buon inizio, ma i calabresi ormai si appassionano soltanto ai fatti. La cronaca: si è costituito in questura l'aggressore dell'imprenditore morto ieri a Vibo. L'uomo, interrogato per diverse ore dalla polizia, è indagato a piede libero per omicidio preterintenzionale. Vediamo. Un litigio con il vicino per vecchi dissapori sfociato in tragedia. Sarebbe questo il motivo che ha costato la vita a Gaetano Rizzuti, l'imprenditore deceduto ieri mattina dopo un'aggressione subita in via San Pio di Pietralcina alle spalle del nuovo tribunale di Vibo Valentia. L'autore dell'aggressione si è già presentato in questura insieme al suo legale per fornire la sua versione dei fatti agli investigatori della squadra mobile di Vibo Valentia che proseguono con le indagini. Al termine dell'interrogatorio durato diverse ore, l'uomo, un commerciante originario di Soriano, titolare di un negozio di vernici a pochi passi dal cantiere dove è avvenuto l'episodio, è stato denunciato a piede libero per omicidio preterintenzionale. La lite ha rappresentato l'ennesimo diverbio per questioni di vicinato che stavolta è finito in tragedia. Contro Rizzuti sarebbero stati lanciati alcuni mattoni che non avrebbero procurato lesioni gravi. L'imprenditore si sarebbe quindi accasciato a terra in seguito a un malore. Il decesso potrebbe dunque essere stato causato da un arresto cardiocircolatorio, ma su questo aspetto occorrerà attendere l'esito dell'autopsia per avere certezze. Le indagini comunque vanno avanti, preziose alcune testimonianze fornite dagli operai presenti al momento dell'aggressione. Non si conoscono ancora i motivi di quello che originariamente era un diverbio e ben presto si è trasformato in qualcosa di molto più serio. Da quanto è stato possibile apprendere, l'iniziale scontro verbale tra i due sarebbe degenerato trasformandosi subito in un'aggressione fisica, violenta, con calci e pugni. Poi sarebbero stati lanciati contro Rizzuti alcuni mattoni. Nelle prossime ore la procura di Vibo Valentia affiderà l'incarico al medico legale per l'autopsia e le indagini condotte sempre dalla squadra mobile comunque andranno avanti. Le altre notizie di cronaca nelle nostre brevi. Il responsabile del consultorio familiare di Laureana Di Borrello, uno psicologo di 66 anni, è stato arrestato a Gioia Tauro dai carabinieri con l'accusa di tentata violenza sessuale e atti sessuali con minorenni. I reati di cui è accusato l'arrestato sarebbero stati commessi nello scorso mese di marzo ai danni di 3 minori, i genitori di uno dei quali hanno presentato la denuncia da cui sono partite le indagini. Il ragazzo, dopo essere salito con l'inganno a bordo della vettura dell'uomo, sarebbe stato costretto a subire un tentativo di violenza sessuale al quale era riuscito a sottrarsi solo dandosi alla fuga.
Attentato incendiario la notte scorsa a Reggio Calabria ai danni di un bar. Le fiamme si sono levate fino al secondo piano dell'edificio in cui è ubicato il locale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno rinvenuto una tanica con tracce di liquido infiammabile. Indaga la polizia. Rapina in una sala slot a Paola, ad entrare in azione un uomo col volto travisato e armato di pistola che sotto la minaccia dell'arma ha costretti i dipendenti ad aprire la cassaforte. Il bottino si aggirerebbe, secondo i primi accertamenti, intorno a 10.000 euro. Sull'episodio indagini in corso da parte della polizia. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Crotone hanno arrestato un 39enne accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni a danni della moglie. Dopo l'arresto l'uomo è stato ristretto presso la casa circondariale del capoluogo. È rimasto coinvolto in un incidente frontale nei pressi di Monterotondo a Roma il pulmino su cui viaggiavano gli atleti della Rarinantes Crotone. La squadra di pallanuoto pitagorica era partita nella giornata di ieri verso la capitale per la sfida di campionato con la Roma Armaglia. Terminato l'allenamento pre-gara, facendo rientro in albergo, in mezzo si è scontrato frontalmente con un'autovettura. 4 gli atleti rimasti feriti. La gara è stata sospesa. Dopo 40 anni riapre l'ingresso principale dell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza. L'inaugurazione questa mattina. Arte e storia all'obiettivo dell'umanizzazione delle cure. L'intervento è costato 600.000 euro. Vediamo. C'è l'angolo della storia con le foto vintage dell'ospedale appena costruito. Era il 1939 e il libro dalle pagine consumate, da cui si evince che il primo nosocomio del territorio risale ai tempi di Innocenzo XIII. L'Annunziata di Cosenza si rifà il look con un ingresso che sarà l'unico punto di entrata, un open space rinnovato e moderno, i colori bordeaux e ocra scelti per le mura, le opere degli artisti locali, esposizioni permanente. L'inaugurazione questa mattina con il ricordo dell'autore di questo dipinto, Pino Miniaci, prematuramente scomparso nei giorni scorsi. Abbiamo avuto delle donazioni, io ringrazio tutti gli artisti che hanno partecipato a questo evento, perché abbiamo istituito un'associazione Epoca, esposizione permanente ospedale civile dell'Annunziata, dove tutte queste opere saranno raccolte in un catalogo e diventeranno patrimonio storico dell'ospedale. Un ospedale che ha l'obiettivo di umanizzare le cure. Dopo 40 anni finalmente siamo riusciti a riaprire il vecchio ingresso dell'ospedale Annunziata. Con l'apertura del nuovo ingresso metteremo in sicurezza l'intero presidio, perché da lunedì l'unico ingresso di accesso all'ospedale sia per il pubblico sia per gli utenti che i pazienti sarà questo qui. La visione architettonica del progetto di restauro orientata alla razionalizzazione degli spazi e alla creazione di nuovi, quali quello di un locale dedicato al centro estetico, recuperata la pavimentazione originale in marmo di Trani, integrata con le lastre dello stesso materiale per la creazione della nuova sala d'attesa. Quanto è costato l'intervento? I lavori sono iniziati a giugno, sono finiti a giugno 2018, sono finiti a febbraio 2019, è costato intorno a 600.000 euro. Restiamo nella città dei Abruzzi, si chiama Il cielo sopra Cosenza, il primo evento andato in scena al Planetario, inaugurato, come ricorderete, la scorsa settimana, la prima manifestazione, insomma, ieri sera, ma nel corso di questi giorni ci saranno altri eventi, vediamo. Il cielo sopra Cosenza, non poteva esserci modo migliore che una lectio magistralis su questo tema per far partire gli eventi che adesso inizieranno a snodarsi al Planetario Cosentino. A tenere la lezione il professor Franco Piperno e Angela Zavaglia. La struttura per l'occasione ha registrato il tutto esaurito. Facciamo come un'introduzione per i cittadini che del resto hanno avuto la pazienza aspettare 20 anni, facciamo una introduzione a questo uso del planetario congiunto con l'osservazione ad occhio nudo, cioè gli spettatori vengono qua, vedono le stelle sulla cupola e poi dal castello le vedranno ad occhio nudo, perché il progetto culturale di questo planetario è esattamente quello di riprendersi il paesaggio celeste.
Lo studio delle stelle sotto la cupola del planetario è stato accompagnato da musica e poesia. Lo scopo non è soltanto quello di assistere a una lezione e imparare un qualcosa, ma anche quello di emozionarsi e di incuriosirsi e continuare a guardare il cielo. Infatti subito dopo andremo anche al Castello Svevo e insieme potremo guardare davvero il cielo. Molti confondono il planetario con l'osservatorio. Ancora oggi sono rimasti sbalorditi a vedere una cupola. Pensavano di guardare direttamente il cielo. Grazie anche alla collaborazione di Francesco Veltri, Francesco Speciale, Alfonso Morelli e Franco Granata, lo spettacolo ha davvero soddisfatto tutti ed emozionato. E poi anche con la navetta gratuita predisposta dall'amministrazione comunale, tutti al Castello Svevo per l'osservazione ad occhio nudo del cielo. Osservazione purtroppo turbata da qualche nuvola, ma ci saranno tante altre occasioni. Lo sport in Serie B allo Scida si è disputata a Crotone Cremonese, che è finita in pareggio 0-0, mentre domani il Cosenza Padova in cerca di punti per centrare l'obiettivo salvezza. Il vice di Braglia Occhiuzzi parla di una gara difficilissima, la più tosta della stagione. Vediamo. Il gol di Luca Garritano al terzo minuto di recupero, la liberazione in una gara diventata in salita dopo il vantaggio siglato da Bonazzoli dal dischetto e rimessa in parità dal calcio di rigore trasformato da Rambaclè. Uno dei momenti più importanti della stagione dei Lupi, la seconda vittoria al Marulla, una prova di forza contro una diretta concorrente alla salvezza. L'obiettivo di un girone di distanza è sempre quello, più vicino per il Cosenza, distante per i Veneti, costretti a tenere un ritmo promozione per mantenere in vita la speranza di agganciare la zona play-out. I 38 punti conquistati non bastano in rossoblu per considerarsi salvi e quella contro il Padova è una sfida da affrontare con la massima attenzione, dice Roberto Chiuzzi. Loro ogni minima speranza che hanno se la giocheranno alla morte, quindi siamo consapevoli di trovare una squadra dove mettere in campo tutto e soprattutto mettere in campo tanto orgoglio perché hanno davvero tutto quello che possono giocarsi, se lo giocano partita per partita alla morte, quindi sappiamo che troviamo una squadra, forse è una delle partite più brutte che andremo ad incontrare. Maniero e Idda, gli unici indisponibili, si ripropone la doppia chance tra i due moduli utilizzati dal tecnico Braglia, 3-5-2 per rimpulsare gli attacchi dei padroni di casa e rispondere in velocità con Tutino e Baez, o 4-3-3 per tenere il più lontano possibile dalla propria area l'avversario. Avete notato che il mister non ci mette niente a cambiare, quindi li sta lavorando tutte e due, ma già da tempo, quindi soprattutto in questa settimana si è soffermato su tutti e due i moduli. Valuteremo domenica mattina, ma domani già lui avrà le idee chiare e decide, insomma. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Si sposta verso sud-est il minimo depressionario che ha stazionato per più giorni tra Corsica, Sardegna e Tirreno centro-settentrionale. Sulla Calabria aumenterà l'instabilità con piogge che risulteranno più estese, colpendo quindi più parti del territorio, finora penalizzato maggiormente sul settore tirrenico settentrionale. Domani poco o parzialmente nuvoloso al mattino, nel corso della giornata aumento della nuvolosità di tipo cumuliforme su tutte le aree interne ed orientali, con possibili piogge, localmente anche a caratteri di rovescio, schiarite in serata. Temperatura stazionaria ancora piuttosto fredda per il periodo. Domani venti moderati occidentali sul Tirreno con mare mosso. Molto mosso il settore Vibonese e Reggino. Lo Ionio risulterà poco mosso per venti tra deboli e moderati dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia Michele Cava, immesso in onda Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.